è nata l'Accademia del Basket tra Cus Catania, Svincolati e Virtus Ragusa. Coach Giuseppe Marchesano è la mente di questo progetto. Ciao coach. Ciao, sì, e aggiungerei la Retusa che oggi non è presente perché non ha la categoria Under 17 ma farà l'Under 13, Under 15. Ma sono molto contento per il coinvolgimento delle società, per l'entusiasmo dei ragazzi che hanno dimostrato fino a ora. Siamo qui dalle 8:30, considerando che sono partiti alle 6:30 da Milazzo e da Ragusa, è dimostrazione del fatto che comunque i ragazzi vogliono apprendere e dello staff che ha voglia di insegnare. Il programma è stato molto intenso di questo raduno, hanno cominciato con la parte fisica con Gaglio e Costi, con il coordinatore Giovanni, e lo staff è stato formato, adesso in campo c'è Lambruschi e Recupito che stanno facendo una parte diciamo di lavagna. Nella parte della mattinata invece hanno fatto tutto il lavoro individuale con Fabio Lazzara e Iliano Sant'Ambrogio che è l'allenatore del Milazzo e con me in campo. Quindi sono molto soddisfatto di questo progetto come primo raduno, mi auguro che possa andare avanti, che possa sviluppare, perché sono convinto che i ragazzi hanno bisogno di confrontarsi, facendo fatica a confrontarsi soprattutto col resto d'Italia, e riuscire a far confrontare i ragazzi delle società siciliane. Per quest'anno questo progetto pilota ovviamente ne ha previsto solo 4, ma io mi auguro che possa partire anche in altre province con lo stesso target, con lo stesso formato, per cui siamo in via sperimentale. Devo dire le impressioni sono ottime, l'energia che si respira è positiva, quindi adesso proveremo a organizzarne uno con qualche altro allenatore anche che venga da fuori, con il gruppo Under 13 e Under 15 che poi sono diciamo i gruppi che hanno una prospettiva maggiore rispetto agli Under 17 che sono già giocatori pronti. Magari consorziando si può chiamare un allenatore di grido importante, si può far venire consorziando sì, no, proveremo ovviamente a far venire qualcuno ma ripeto, non è tanto il fatto di far venire qualcuno, ma quanto il riuscire a stare in campo con i ragazzi, farli e coinvolgerli, mandandoli a casa, come dicevo stamattina a loro, portandosi qualcosa da ognuno di questi allenatori che poi li seguirà. Giustamente, anche perché tecniche diverse, magari stili diversi. Tecniche diverse, esperienze diverse, metodologie di insegnamento diverse, da ognuno puoi apprendere qualcosa e portartela a casa, e loro sono delle spugne, per cui sono convinto che più proposte noi gli facciamo e più loro possono fare un passo avanti nel loro cammino come giocatori in questo momento, ma come persone. Giustamente, Under 13 e Under 15 dove farete poi il raduno? Ma in programma adesso vorrei farne uno a Milazzo come Under 15 probabilmente, e spero di farlo entro il mese di novembre. Perfetto, ok. Allora in bocca al lupo Peppe. Crepi. Grazie.